Va ora in onda Potere al Popolo. E certo, dopo Giulio Cainarca ritorna Sammy Varin, Potere al Popolo in versione short, più corta, fino alle 11:30. Abbiamo modo tra pochi minuti di intervistare Giovanna Nocetti, storica cantante anni 70, 80, ma anche 90, 2000. Lei è quella che ha cantato Il mio ex, ci farà sentire un nuovo pezzo. Avremo modo di leggere anche i vostri WhatsApp arrivati in mattinata al 340 6709 659 e di parlare certamente delle primarie della Lega che ci saranno sabato e domenica a Milano per scegliere il nuovo sindaco di Milano o almeno sentire che cosa ne pensano i cittadini. Subito però c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un piacere avere con noi il responsabile caccia della Lega, il deputato Francesco Bruzzone. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. E allora parliamo di un qualcosa che sta iniziando a campeggiare sui quotidiani, il disegno di legge sulla caccia approdato in Senato, che riforma la precedente legge sul settore con l'estensione delle specie cacciabili e le condizioni ambientali in cui è ammessa la caccia. Francesco, quali novità ci sono? E anche, diciamolo, come mai è così osteggiato questa novità su questo disegno di legge? Bruzzone. Grazie. Tanto io non lo chiamerei un disegno di legge sulla caccia, perché la grande novità è che questo è un disegno di legge sulla gestione faunistica e il prelievo venatorio. Perché gestione faunistica, che è il punto cardine di questa riforma? Perché la legge sulla caccia, la legge 157, è in vigore in Italia da 34 anni. È cambiato molto l'ambiente, il clima, è cambiata la presenza degli animali sul territorio. Gli utenti di quel territorio, cioè i cacciatori, da 1.800.000 sono scesi a 500.000, quindi dopo 34 anni va modernizzata questa legge e quindi andare a inserire a pieno titolo il principio che la fauna selvatica ha bisogno di essere gestita, che non vuol dire essere abbattuta, punto e basta. Essere gestita vuol dire essere controllata. Laddove c'è bisogno di fare degli interventi, si fanno degli interventi, perché abbiamo capito che laddove c'è la gestione faunistica gli animali aumentano. Sembrerà strano, ma se prendiamo l'esempio eclatante del cinghiale nel nostro paese, mi viene in mente il capriolo, mi viene in mente in alcune aree il forte incremento della presenza del cervo. Questi sono in aumento, questi animali, perché sono stati protetti? No, perché la protezione all'inizio serve, quando poi l'animale è in buono stato di salute serve gestirlo, perché la corretta gestione porta all'aumento degli animali stessi, perché le popolazioni sono più sane. Mi viene in mente, se non ci fosse la gestione oggi del cinghiale sul problema della peste suina in Italia, saremmo invasi da una pandemia enorme. Ecco, questo è il dato principale, quindi io la chiamerei legge sulla gestione faunistica. Non a caso il Dipartimento della Lega, che noi chiaramente normalmente chiamiamo il Dipartimento sulla caccia, in realtà è il Dipartimento sulla gestione faunistica e il prelievo venatorio, perché oggi il principio innovativo è quello. Ecco, diciamo che ci sono zone d'Italia dove si è completamente fuori controllo per quanto riguarda la riproduzione di certi animali. Cioè, io leggo ogni tanto articoli che c'è gente che quasi ha paura di uscire di casa perché in quella zona c'è il lupo, perché in quella zona c'è una riproduzione esagerata di ungulati. C'è bisogno di più attenzione su questo fronte e, ripeto, nonostante le polemiche, certo, non mancano mai degli ambientalisti. Io faccio questa riflessione. Questa riforma che è approdata al Senato e spero diventi il più possibile una nuova legge è fortemente sostenuta dal mondo agricolo, dal mondo della ruralità, dagli allevatori, cioè da quel mondo importantissimo che noi non possiamo non considerare, lasciare da parte, non possiamo non tutelare e aiutare gli agricoltori anche rispetto al problema dei danni della fauna selvatica presente in modo eccessivo in tantissime aree del paese. Quel mondo è quello che ci dà da mangiare, il mondo agricolo, il mondo rurale, il mondo dell'allevamento ci dà da mangiare e da bere. Se noi
anche magari forti di una presenza, viviamo in città e quindi la cultura della città ci porta a dimenticare quello che c'è fuori. Non possiamo farci abbindolare, è quello che purtroppo sta avvenendo per tanti italiani in queste ore, da abbindolare da notizie false, dichiarazioni false, con bugie vere e proprie che stanno facendo girare, tipo la caccia nelle spiagge, la caccia nei parchi, cose che non esistono, non ci sono soltanto delle fake, che servono per abbindolare un po' il sentimento degli italiani per trarne veramente un vantaggio di carattere elettorale. Sto parlando dei Verdi, del Movimento 5 Stelle. Poi mi sorprende anche, io l'ho un po' contrastata la di posizione del segretario del PD, della Schlein, che è uscita con un comunicato mandando sostanzialmente a dare dei calci nei denti al mondo rurale, a quel mondo anche popolare che in teoria dovrebbe essere un po' la base di chi arriva dal vecchio Partito Comunista, dal Partito Democratico, ma che in realtà oggi è completamente osteggiato da quella parte politica. Ha fatto male il segretario del PD Schlein a prendere questo tipo di posizione, andando a far arrabbiare, ma non soltanto il mondo dei calciatori, andando a far arrabbiare il mondo agricolo, che ha bisogno di una riforma di questo genere e che l'ha condivisa. Noi stiamo da quella parte, senza fare i pazzi. Non è una legge sparatutto, non è una legge per andare a caccia nei parchi, non è una legge anti-europeista, è una legge di buon senso, questa di riforma, e soprattutto di adeguamento ai tempi moderni, perché da 34 anni è cambiato l'ambiente ed è cambiata la presenza della fauna selvatica. Guarda che dopo 34 anni della legge vecchia ormai, l'Italia è diventata il paese europeo che ha la più alta concentrazione di fauna selvatica. C'è bisogno di tarare il controllo di questi animali, la gestione di questi animali all'interno di binari normali. Non c'è nessun contenuto di carattere estremista. Gli estremisti sono quelli che con le fake cercano di trarne propaganda e vantaggio elettorale. Capite, cari ascoltatori, come molto spesso la verità sta nel mezzo e basta che vi guardiate intorno anche nelle grandi città che cosa circola, che tipi di animali circolano. Qua ci fermiamo, ma certamente torneremo a parlarne perché il disegno di legge è approdato in Senato proprio in questi giorni. Grazie al responsabile caccia della Lega, onorevole Francesco Bruzzone. Buon lavoro, Francesco. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Tra due sguardi senza voce, cammino piano senza parlare, una casa che sembra un mare, dove posso anche affogare, due promesse senza pace, mi trascinano nel vuoto, io volevo solo amore, non silenzi bui e pesanti, tra due fuochi io sto, e urlo solo dentro me. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il domani che ancora non è futuro. Sopra un foglio scrivo pace, ma la pioggia lo cancella. Fra due fronti senza nome, cerco luce non catene. Non chiedetemi perché, voglio solo vivere. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il respiro che cerca solo amore. Non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore. Noi siamo il domani che ancora non è futuro. Ogni bambino è una stella che chiede solo calore.
difendiamoci dal buio, siamo il vostro splendore, non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore, noi siamo il respiro che cerca solo amore, non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore, noi siamo il respiro che cerca solo amore, non fateci odiare, no, per colpa del vostro dolore, noi siamo il domani che ancora non è futuro. Una canzone che fa pensare, una canzone che fa anche piangere, perché ormai non ci fermiamo davanti a nulla. Sembra che qualunque notizia non faccia più scalpore nella nostra coscienza. E invece questo è un intenso atto di responsabilità civile ed umana. La sua voce qui è la voce dell'infanzia contro gli errori degli adulti, un messaggio di speranza in questo pezzo Non fateci odiare di Giovanna Nocetti. Ciao! Ciao. Buongiorno a tutti, buon caldo. Grazie Giovanna, tutto vero, ormai siamo pronti, una buona estate calda, ma dai, va bene così assolutamente. Giovanna, ben ritrovata, anche se il grande pubblico, allora, quello di un tempo ti ricorda sempre per la storica canzone Il mio ex, ho incontrato il mio, non si può. Per la strada per caso stasera. Mamma mia, che ricordi, ancora adesso richiestissima. Ma Giovanna non si è mai fermata, cantante, produttrice discografica, regista teatrale, è un po' la storia della musica italiana e sei la storia anche in TV, perché molti ti conoscono ormai per le tue apparizioni televisive, proprio per interpretare le tue canzoni, ma anche i classici della musica italiana, e quindi ormai sei un volto familiare. Questo è bello, ma è bello. Grazie. Giovanna, è bello quando lanci questi messaggi, perché come dicevo prima, io mi occupo di rassegna stampa, ogni giorno leggo i quotidiani e non riusciamo più a emozionarci, anche le notizie più terribili, e ci passiamo sopra, dici è così. E tu in questo pezzo ci fai finalmente emozionare dicendolo chiaramente, non fateci odiare, e la tua è anche la voce dei bambini e dei giovani che spiegaci, raccontacela Giovanna. Ma guarda, è molto semplice. Con Luigi Mosello stavamo parlando per fare una cosa, dice, ma cosa potremmo fare, e poi parlando di lavoro, di cose, siamo caduti nel fatto che questi bambini di Kiev, questi bambini che vengono trucidati, ho detto, ma scusa, perché non facciamo una cosa parlando di questa cosa? E ci siamo subito entusiasmati, poi ci ha spento l'entusiasmo, perché dico, e poi se la gente non capisce che cosa vogliamo dire, e io gli ho detto, senti, la gente non è scema, la gente sa che se noi diciamo una cosa attraverso la musica, una cosa importante, soprattutto in difesa di queste creature, secondo me è recepito al massimo. E allora abbiamo scritto questa canzone. Io non credevo, ti devo dire, di cantarla così bene, non pensavo di riuscire a emozionarmi, ecco, ti dico sinceramente. Poi invece è venuta così, è scaturita come da una fonte di montagna, ecco.
E la Ok? verità, e la verità è che hai emozionato tutti noi con questo pezzo che stiamo Grazie. trasmettendo in queste settimane e che è importante proprio perché le vittime delle guerre poi alla fine sono sempre No, è loro, i peccato. bambini, che Sì. siano palestinesi, che siano ucraini o russi, i bambini, Bambini, quelli che i poi bambini. se si salvano e crescono, e questa è una domanda che ci facciamo anche noi che facciamo politica e ci chiediamo, ma quando questi bambini riescono a salvarsi, ma con che animo vivranno il loro futuro, sapendo che sono stati bombardati, uccisi i loro amici, eccetera, e quale futuro avranno questi amici? E non è che avranno un odio poi verso determinate civiltà che hanno cercato di farli fuori nel passato. Sono robe che non mi tolgo dalla mente, Giovanna, e quindi No, infatti, è la ma guerra. infatti secondo me è l'unica cosa, l'unica speranza che Dio faccia dimenticare a questi bambini, qualora crescessero, diventassero uomini, faccia dimenticare queste brutture e non vogliano avere un senso di rivalsa, ma soltanto di vivere in pace. Questo è, secondo me, è l'unica speranza che io credo e credo che possa accadere, e spero anzi. Certo, certo, e noi siamo qui a rilanciarla attraverso la musica che molto spesso parla meglio di qualunque politico. Sì, Non sì, fateci odiare di Giovanna Nocetti, la trovate su tutti gli store digitali e anche su YouTube con uno splendido video. grazie. Giovanna, cosa fai quest'estate? Ma un pochino sto al mare a Viareggio da mia nipote e Dai. un po' vado in giro. Beh, faccio base a Viareggio e vado a fare le mie seratine, i miei concertini estivi. Senti, ma sei sempre veramente amatissima da un pubblico vastissimo, cioè ti sei portata Grazie. dietro tanti fan, ti dico, fin dai tempi del mio ex, ma poi ti sei Sì. aperta comunque a tanti ricordi che riguardano il bel canto della musica italiana, eccetera, per cui la gente ti segue, ti ricorda, ti apprezza e hai trasmesso e trasmetti Grazie. positività. Ma sì, perché io sono comunque positiva, nel senso che nonostante l'età riesco ogni mattina a inventarmi qualcosa di nuovo ogni mattina è una vita nuova, Bello. ogni mattina è un'avventura nuova e ogni mattina mi alzo ridendo e sperando di portarmi il sorriso fino alla fine della giornata. Applauso, perché sei un esempio per tutti noi, che abbiate Grazie. 20 anni, che ne abbiate 90, signori, alzarsi con È un vero. sorriso e cercare di trovare qualche cosa di positivo in ogni giornata, Sì. nonostante Sì. la rassegna stampa di Sammy Varin. E quindi non è No. facile, non è Porca facile. miseria. Grazie. È vero. Grazie tesoro, grazie infinite. Io guarda, voglio dedicarla a tutti i tuoi ascoltatori che sono tanti, enormi, con tutto il cuore, tutta la passione di una signora che ha un'età avanzata, ma che è ancora una ragazza di 20 anni. E noi ti abbracciamo caldamente perché sei un bellissimo esempio per tutti noi e, come si dice Grazie. sempre, arrivarci a questo ottimismo sempre. Ci proviamo, nonostante tutto, ogni giorno. Giovanna Nocetti, buona musica! Ciao, grazie, un bacione a tutti. Ciao ragazzi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. 10 minuti, ce li sfruttiamo a pieno. Prima di tutto, se volete entrare in diretta, il numero fisso 0292947222 o per i vostri messaggi WhatsApp il 3406709659. Questo weekend, sabato e domenica, ci sono le primarie della Lega, visto che il centrodestra a Milano
dorme, beh, noi della Lega siamo più svegli che mai e vi chiediamo di scegliere il vostro sindaco. Che sindaco vorreste a Milano? Sabato e domenica decine di gazebo in tutta la città per scegliere il vostro sindaco. O mica per forza della Lega, qualunque nome abbiate in mente, anche un candidato civico, eccetera. Avvicinatevi al gazebo della Lega e votate! Scrive Carmen, i milanesi non voteranno mai un leghista come sindaco. Grazie Carmen, ma sai, la speranza è l'ultima a morire, ma io sono anche del parere che non c'è mica solo il sindaco. C'è anche il vice sindaco e c'è magari anche qualche buon assessore. L'importante è che non vinca più il centrosinistra, perché ragazzi ne ha fatte di tutti i colori a Milano. Voi del cavalcavia, della Ghisolfa, mi state sentendo? Siete ancora fermi dalle 8 di questa mattina? Buongiorno, le risposte sono tante, ma la prima è la Germania con l'Inghilterra che vorrebbero smembrarla e introdurre le loro ideologie. Comunque noi italiani non la disprezziamo, anzi tutt'altro. Tutte le sanzioni non hanno distrutto la Russia, ma noi in Italia, con tutte le conseguenze energetiche per spingere su quella schifezza di sostenibilità, sai che non ho capito niente, però devo essere io. Buongiorno, ho perso la parte iniziale dell'intervista con l'onorevole Gusmeroli. Il decreto è ora operativo? Che numero ha il decreto del distacco in azienda sana in caso di cassa integrazione? Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, trovi tutto quanto sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast, oppure se sei più comoda, vai su YouTube, su Facebook, cerchi Radio Libertà e la rassegna stampa. Comunque non è ancora operativo, si tratta soltanto di un emendamento, ma è stato accolto. Leggo che il Melonellum, ora con Vannacci appaiato alla Lega e a caccia del secondo posto a destra, non piace più alla diplomata recezionista che voleva approvarlo prima di agosto, capo clown del suo circo Meloni. Ricordiamoci, cari fratelli padani, che il maggioritario è l'anima dei territori. Senza maggioritario addio autonomia e addio Lega, scrive questo ascoltatore. Sammy, buongiorno. Ottimo per la remigrazione, ma se tutti, dagli enti locali alle istituzioni, iniziassero a fare i giusti controlli, ogni notte retate nei luoghi di spaccio, controlli continui alle attività commerciali tipo kebabari, eccetera, sono spese meglio spendere così che in altri modi. Basta aiuti, si deve fare in modo che siano loro a voler uscire dal nostro paese. Buona Padania da Alessandro da Genova. Sì, è vero, diciamo che bisogna fargli capire che non è proprio il loro humus ideale questo, come piacerebbe fare a loro. Ci stiamo lavorando. Attenzione, Forza Italia vuole mettere Draghi come Presidente della Repubblica. Ecco, mi vuole rovinare la giornata questo qua, lo sapevo. La Sardone, l'adoro, la vedo benissimo come sindaco, ci scrive Enzo. Enzo, alza il culo dal divano e vieni a Milano. Sabato e domenica cerca il gazebo della Lega e vota la Sardone. Sarebbe una bella cosa obbligare a spegnere la macchina a veicolo fermo, ci scrive Raffaella. Brava, sì, da alcune parti è vero che la fanno questa cosa, ci provano almeno. E ancora, signori, ciao Sammy, visto che non possiamo votare un leghista, che ne dici di Gianluigi Paragone? Non è che non possiamo votare un leghista, è che qualcuno scriveva che qui a Milano aspetta e spera che un leghista diventerà sindaco, come ai tempi di Formentini. Che robe, ragazzi. Gianluigi Paragone salta di qua, salta di là, al momento è rimasto, stavo dicendo senza lavoro, direi di no, quello lavora e guadagna molto più di me, però non ha effettivamente una collocazione. Cosa fa Paragone? Sicuramente meglio che il Paragone che vinca di nuovo il Partito Democratico a Milano. È Paragone per sempre. Però ragazzi, datevi da fare,
anche attraverso il 340 6709 659. Voi che non abitate a Milano potete darci delle dritte per il prossimo sindaco di Milano, ma la cosa importante proprio è che a Milano ci siate questo sabato e questa domenica. Spesso e volentieri si gira anche per fare una passeggiata, chiaramente con guardia del corpo, però visto che ci andate tra sabato e domenica, primarie per il candidato sindaco. Facci vedere il volantino, eccolo qua, e guardate quanti posti: via Osoppo, via Oglio, via Valvassori Peroni, piazzale Martesana, via Domodossola, via Forze Armate, piazza Buozzi, via Grosotto, via Ardissone, via Vespri Siciliani, piazza Fratini, via Benini, via Le Monza. Ragazzi, 20 giugno, 21 giugno, gazebo della Lega a Milano. È chiaro, dovete andare sulla pagina Facebook della Lega Salvini Premier di Milano e trovate tutta la lista dei gazebo della Lega, e certamente se state a casa non otterrete nulla, se non certo che staremo qui ad aspettare ancora che il centrodestra decida il candidato sindaco di Milano, e veramente posso dirlo, non ci passa più. Sì, sto per andarmene. Un attimo, c'è ancora un minuto. Volevo leggere ancora qualche cosa perché ci sono feste targate Lega, e ce n'è una in particolare in provincia di Varese che si apre e si chiude nella stessa sera, questo venerdì. Ed è peccato non andarci, perché? Perché prima di tutto sono vecchi amici, e poi, ragazzi, se ci seguite dalla zona di Varese, festa della Lega a Caronno Varesino, questo venerdì 19 giugno, la cena provinciale a partire dalle ore 20. Da prenotare il tavolo per antipasti misti, gnocchi al ragù, arrosto con patate, dolci, acqua, vino, caffè, DJ set, ma passate anche solo per un saluto a Caronno Varesino in provincia di Varese questo venerdì 19 giugno in via Macchi, all'area feste Parco Giochi, in quel di Caronno Varesino. Me ne vado, grazie a Simone per la regia, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domattina alle 7:30. Avete ascoltato